Oggi preparo radicchio e fagioli, una ricetta tipica della tradizione veneta. Una ricetta molto semplice da fare, ma molto gustosa e saporita. Purtroppo sono da sola, Paolo non c'è e quindi mi devo arrangiare. Anzi, sto preparando la nostra cena. Per fare il radicchio e fagioli servono fagioli. Questi sono i fagioli di Lamon, una località in provincia di Belluno. Sono un tipico fagiolo molto buono, protetto dal marchio IGP. Sono fagioli secchi che io ho già messo a bagno 16 ore fa. I fagioli vanno cotti insieme al costa di sedano, mezza cipolla e una carota. Servono poi un rametto di rosmarino, una testa di aglio, 4 filetti di acciughe e ovviamente del radicchio rosso di Treviso tardivo IGP. Servono poi naturalmente sale e pepe quanto basta. Ho scolato i fagioli, ho pulito il sedano, la carota e la cipolla e poi ho messo tutto dentro una pentola con abbondante acqua e ho aggiunto un po' di sale, quanto basta. Adesso lascio cuocere per circa un'ora. È passata circa un'ora. Adesso ho scolato i fagioli facendo attenzione a non buttare via l'acqua che mi servirà, non tutta naturalmente, dopo nella cottura. Ho separato il sedano, la carota e la cipolla dai fagioli. Nel frattempo ho messo a cuocere un rametto di rosmarino, la testa di aglio e le acciughe spezzettate in una pentola insieme a un po' dell'acqua dei fagioli. Lascio qui a cuocere in modo che si asciughi lentamente. Mentre le acciughe, il rosmarino e l'aglio si asciugano, io schiaccio i fagioli, servendomi della schiumariola e della forchetta. In questo modo. Ora le acciughe si sono sciolte. Ho tolto il rametto di rosmarino e la testa di aglio. Nel frattempo ho schiacciato bene con la schiumariola e la forchetta i fagioli e questa è la consistenza che hanno assunto. Ho messo i fagioli nella pentola con le acciughe e ho aggiunto un po' d'acqua, un po' dell'acqua della cottura dei fagioli, ma mi raccomando, non troppa, perché il segreto del radicchio ai fagioli è che la crema di fagioli sia piuttosto densa. Adesso lascio cuocere il tutto per un po'. La quantità di fagioli che ho usato io è di 250 grammi, che vanno bene per circa 4 persone. E adesso lascio cuocere un po'. Paolo è arrivato e adesso è ora di mangiare. I fagioli sono pronti, mancano solo sale e pepe. Ecco, questo è il sale
e il pepe, col quale, volendo, si può anche abbondare, perché il pepe si sposa bene sia con i fagioli che con il radicchio. Mescoliamo bene. Nel frattempo ho lavato il radicchio e l'ho tagliato e l'ho messo nelle 2 coppette. Il radicchio è crudo e freddo, mentre i fagioli sono caldi. Ecco, radicchio e fagioli. Pronti. Mettiamo in tavola. Per accompagnare naturalmente ci vuole un buon bicchiere di vino rosso. Ah, giustamente anche un filo d'olio. E come dicevo, per accompagnare un buon vino rosso. Visto che radicchio e fagioli è un piatto della tradizione veneta, abbiamo scelto un vino veneto, il rosso della casa di Loredan Gasparini. Bene, Paolo ne versa un po' a me e un po' a lui. È ora di cena. Buon appetito!